Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Vengono le luci, tacciono le voci. Buona Pasqua a tutti voi. Prego. Come state? Prego. Vuole ballare Grazie. con me lui? Preferisco di no. Buona Pasqua. No. Io sono molto sobrio oggi, Mi chiamano l'uomo picnic. Ma ci sta. Iniziamo subito la puntata perché è ricchissima. Iniziamo con gli opinionisti. Raffaella Reda, eccola in lungo, la star. Eccola. Peppino Spizzirri, medico estetico. Piano. Gemma Altimari. Eccola, lucologa. E poi abbiamo Francesca Marchese, che già è stata nostra ospite. E là. Francesca Florio, già la conoscete. Prima puntata, ciao, come stai? Bene. Allora, iniziamo con gli ospiti. Vi presento un personaggio che comunque conoscete. Lui è l'addetto responsabile alle pubbliche relazioni del museo multimediale, una cosa fantastica di Cosenza. Lui è Renato Nuzzolo, eccolo. Benvenuto. Grazie. Accomodati. E poi abbiamo una giovane donna, giovanissima, ma con una bellissima carriera, devo dire. Io la conosco da molto tempo, grande stima, grande affetto. Vi parleranno di una cosa importante. Già nell'apertura avete visto Alarico. Lei è l'ufficio stampa di questo grande musical. Valentina Zinno, eccola qua. Ciao. Insieme a lei, naturalmente, chi c'è? C'è un ballerino. E che ballerino! Lui è Mario Palermo, ballerino professionista. Come stai? Fisicaccio, bello d'amore. Ma dove vai? Tu vieni qua che cadi bocce di più. Andiamo. Come va? Che bella pastiera. Presentiamo la pastiera. La pastiera, buona Pasqua! La pastiera con l'uccello, non è una gallina, è findissima. È un gallo e io ne vorrei approfittare perché io sono proprio un'esperta di galli e vorrei farvi sentire il suono onomatopeico. Gallisco? Rifallo, aspetta. Brave!
Peppino, come va? Aspetta che... Grazie, bene, grazie. Tanti auguri, tanti Grazie, auguri. Cosa Ma è fantastico, è fantastico. Il calzino, inquadrate il calzino. Il calzino è meraviglioso. È stupendo. È stupendo. Caldo, Da picnic. Da picnic, sì. Pasquale. Sì, dopo mi trai e fate picnic su di me. Mi metto a terra, Andiamo su giusto? Senti Peppino, Dimmi. so che ieri hai fatto le urine. Ieri ho fatto tardi perché sono stato ad una festa e io siccome ballo dall'inizio alla fine, lo so. quasi da contratto, e allora ho adempiuto ai miei doveri. Tu? Come vedi Peppino? Peppino, sembri, che ne so, l'alter ego di Greta Garbo, con questa lana morbida appoggiata sul collo. Lana estiva, mi sono troppo... È chic lui! Abbiamo fatto il contrasto con Claudio. Guarda, abbiamo fatto il contrasto. Greta Garbo Sì, e Mary. mamma mia, applauso su questo. Però speriamo di non essere troppo imbalsamati, Claudio. No, mo ci rifacciamo un po'. Come va? Bene? Benissimo. Ah, tu sei microfonato. La Valentina, come sta? Buona Pasqua. Buona Pasqua pure a te. Avete mangiato, avete pranzato? No, facciamo la cena di Pasqua. No, io mi rivolgo al pubblico. Avete fatto tutto? Avete finito? Comunque, buon brago, buona Pasqua veramente a tutti. Fatemi fare gli auguri alla mia famiglia, che non lo faccio mai, però voglio fare gli auguri a mia nipote Carla, che in questo momento è un momento così. Ciao, un bacio. Allora, inizio da Valentina. Valentina, dovete sapere, parliamo di questo musical un attimo. Alarico, ma l'idea è venuta a te? Sì. Ma bravo! Sì. Che la cosa che mi ha sempre stimolato, noi abbiamo avuto questo personaggio che è legato assolutissimamente alla storia di Cosenza, non l'abbiamo mai identificato. Ma tu l'oro l'hai trovato per caso lungo il fiume? No, qualche orecchino che ti serviva così? Braccialetti, no. Niente. No, eravamo impegnati nelle prove sia di canto, recitazione e danza, quindi non abbiamo avuto il tempo di fare degli scavi archeologici, quindi eravamo più... Ma coreografo sì, anche tu. Anche coreografo. fare gli scavi archeologici, lo possiamo dire. No, però... il sindaco devi sapere, Mario Chiuto è nel musical, fa l'arico lui, fantastico, complimenti Mario, sei grande, abbiamo visto danzare e recitare, sei un fenomeno. Allora, che scherzo Mario, buona Pasqua. Coreografo, tu hai... Ideatore e produttore. Che strano, un ballerino maschio sposato con una bambina, è una mosca bianca, no. Bambina. Beh, no. Mentre, quindi lo dico adesso perché c'è stata una premiere a febbraio, giusto? Abbiamo fatto una premiere a febbraio al Tau, al Teatro Auditorium dell'Unical, che è andata veramente alla grande, siamo rimasti veramente contenti. Fabio Vincenzi, che direttore del teatro, sì. Salutiamo il direttore artistico del teatro, sì, perché Fabio, lui non vuole essere... Vienici a trovare di Fabio, nuovo. buona Pasqua. Allora, Pasqua. mentre diciamo che Valentina Zinno, giornalista, è l'ufficio stampa. Dimenticavo, a Rendano c'è... 18 maggio, ore 20:30. Che è la prima. Che è la prima perché realizziamo nella rassegna l'altro teatro. Tanto dopo ci saranno altre cose da vedere. Valentina Zinno, giornalista, ufficio stampa del vostro spettacolo. Del ma musical. non solo, Valentina fa tante cose. Valentina è l'ufficio stampa di un'azienda conosciuta non solo in Calabria, ma veramente conosciuta oltre i confini calabresi. Salutiamo Sergio Mazzucca e Stefania, la moglie, buona Pasqua a tutta la famiglia. E quindi tu ti sei... Sì, ebbene mi sono cimentata in questo musical, è stata una bella esperienza perché mi chiamò Mario e appunto mi chiese la mia disponibilità per curare tutta la comunicazione del musical. È stata una bella esperienza, abbiamo lavorato tanto, sono un gruppo di giovani, è una grande famiglia, ballerini, attori, cantanti. Abbiamo fatto sold out al Teatro dell'Università e quindi ci auguriamo di replicare il 18 maggio al Teatro Rendano. Andiamo tutti a teatro il 18 maggio. Mentre questo grande personaggio, Renato Nuzzo, l'ho già presentato, è con noi, fa parte
ci accompagni in questa trasmissione, il museo multimediale che veramente dovete visitarlo, è una cosa unica al sud Italia. Complimenti a te. Grazie. Perché lo dirigi insieme ai tuoi fratelli, devo dire, insieme a tua moglie, i tuoi collaboratori. Con tutta la famiglia del museo. E quindi parlaci un po' del museo multimediale. Il museo multimediale ormai è uno spazio dei cosentini, perché si trova in quella che è un'opera pubblica che è il parcheggio di Piazza Bilotti, quindi dove oltre a parcheggiare le macchine si può fare cultura, quindi è una grande cosa già per questo. Ho avuto l'onore di poterlo prendere in gestione, curarne le pubbliche relazioni, e devo dire che oggi, a meno di un anno, anzi quasi a un anno dalla sua apertura, ha già avuto oltre 60.000 visitatori, che sono numeri pazzeschi per una città come Cosenza. Adesso c'è Leonardo. Adesso in corso noi celebriamo il 5° centenario della morte di Leonardo da Vinci, con questa mostra multimediale che è stata portata in tutto il mondo, ad est, ad ovest appunto del mondo. In Italia il Leonardo è la bandiera che ci rappresenta un pochettino il grande genio, e ricorre appunto il 5° centenario, e noi lo stiamo celebrando con questa mostra multimediale. Ma i progetti, che tra l'altro faccio pure i complimenti a Mario. Volevo chiedere, ma il cavallo è morto veramente dall'Arico? È in giro che lo vado a trovare io, questo cavallo. Tu sai se è morto? Non ci siamo documentati, la storiografia non ne parla. Le fonti dicono che Alarico ebbe una febbre incredibile, ebbe un delirio, e il cavallo con lui stette male allo stesso modo. Infatti la teoria dice che Alarico è stato sotterrato con il suo cavallo. Sì. Apposta aveva il cavallo, si era scelto un bel combatto. Io come preparata questa ragazza, veramente mi si sono accaponati proprio tutti. Non esagerare, Mi dica. Ci raccontava prima, la prossima avventura, che poi noi dobbiamo fare una proposta. Assolutamente. Te la posso chiedere? Dunque, dicevo prima che questo posto è dei cosentini, o dei calabresi. Intanto ci tengo a precisare che il teatro multimediale stabile più grande e più moderno d'Italia, e quindi i cosentini possono andare fieri di questa cosa. Ecco. Noi lo stiamo trasformando anche in laboratorio per artisti, quindi locali e non, cioè coloro che hanno un progetto. In questo caso il 15 luglio o il 22 di luglio, spero il 15, sarà presentata la mostra, aprirà la mostra multimediale e fisica che è Atlantis, la città sommersa di Atlantide, di Antoinette Strauss, che è una scenografa che ormai i cosentini conosciamo benissimo, bravissima. Brava. Con la quale ho il piacere di collaborare. Claudio, ma lo sai chi facciamo noi? Noi saremo ospiti a questa prossima. Lei farà la sirena, io la cozza, lui il polipo. Io voglio fare il grato. Ok, quindi visitatela, mi raccomando. Brava, balliamo. Che meraviglia! Che meraviglia! Allora, Francesca l'attrice, brava. Claudio, ma che buon Ma odore! c'è una cosa strana. Odore di pastiera. Ma stai bene? Benissimo. Ma sicuro? Ma c'è un odore. Hai fatto l'uovo! Ma non lo sai, che donna fortunata! Ma che fortuna! Amore, te lo regalo! Ho una grande possibilità. Ma sarà un pulcino o una pulcina? Ma preferisco trans. Brava! Allora, il film è andato benissimo, poi parliamo di Rapiscimi. Rapiscimi, finalmente ci ha rapito tutto, fatevi rapire, compratevi un biglietto e andate al cinema. Che momento meraviglioso farsi rapire al cinema. E questa è la nuova avventura, stiamo lavorando, è stato un successo, devo dire che stasera a Roma abbiamo fatto, lo dico con orgoglio, sold out sia al Citrigno che al Cinema Aquila di Roma. Un applauso, per favore. Un in bocca al lupo, poi insomma qui si parla di amici e allora sono contenta perché parlavamo di Antoinette, che è un'amica cara, parliamo di Gianluca, il regista, che è un amico caro. Vabbè. Quindi. Quella bella guagliona.
Yes. Ma tu ci sono altri progetti, silenzio un attimo. Allora, io sto preparando una cosa, diciamo, ecco, questa scatta la serietà, ma non tanto, perché ad agosto, che vabbè, ciao, perché a maggio-giugno, diciamo, per me sono 2 debutti. Il primo è il 16, perché finalmente questo spettacolo della Terra di Piero, che si chiama Antura tra la Orte e l'intenzione, scritto da Sergio Crocco, debutta a teatro. Sono molto contenta di questo progetto, perché è un progetto che parla di diverse abilità e poi soprattutto parla di sessualità e diverse abilità. Quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Quindi saluto Robertino, tra tutti i ragazzi. Salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Dopo, e poi la Francesca. La Francesca. Allora, tu mi parlavi di un altro progetto? Sì, perché questo è un periodo in cui noi siamo proprio... Infatti fate le uova, è un periodo sì, molto fertile per voi. Infatti fra un paio di settimane iniziamo in maniera serissima a cucire questo spettacolo che negli anni è stato scritto da me, si intitola Grazie al Karma e sarà... Grazie al Karma. Ovviamente il senso del titolo è proprio ognuno ci veda quello che vuole, però sostanzialmente è quanto il destino ci aiuta a vivere le cose come si deve, quanto invece noi il destino lo possiamo cambiare. Ma dove sarà? La location è assolutamente segretissima. Va bene, è segretissima, però posso dirti che ci saranno tantissime attrici e forse un attore. Io sono triste oggi perché non c'è la mia amica Simona e io a tal proposito la salutiamo, buona Pasqua. Ciao, ma lei sta mangiando, è venuta perché mangia. Io gli ho scritto una letterina. Ma che carina. Io ho fatto anche un disegno oggi mentre ero al lavoro. Ma là c'è anche quel bonaccio del tuo fidanzato. Sì, visto com'è buono il mio fidanzato. Guardate che bellissimo, visto com'è buono. Però qui ci siamo solo dopo ti faccio venire qua, è spettatore lui, sì, però è un bel ragazzo. Dopo ti presento un attimo perché ne vale la pena, facciamo la pena e facciamo un regalo pasquale. Secondo me possiamo invertire. Vittorio viene qua, io. Per adesso questa poesia. Io gliene ho scritto 3. Però ne leggo una, sì, gliene leggo una, ne leggo. Leggo la più corta. Democraticamente. Comunque il disegnino l'avete visto quanto è bello. Simona, mi manchi. Fausto Leale, mi manchi. Allora, l'amicizia. 2 corde intonate che vibrano insieme anche se sono lontane. Come mi commuovo. E se una di loro è toccata, vibra anche l'altra, della stessa musica. Ma che brava, commovente. Mi dite facciamo già tutti. Questa mi dimetto, già pazzo, te ne ragione. Ne avevo un'altra più comica, raga, ho scelto questa. Verso un'amica si può. L'amica mia. Ti conviene andare a ballare. No, devi venire tu. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo, la luce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cadi una stella, ma dimmi dove siamo. Amore mio. Scusa, vi faccio vedere, puoi venire un attimo? Ricomponiamo. Un attimo, devi... Scappa, lascia il telefono, ti faccio conoscere questo modello. Come stai? Come stai? Eccola qua. Come va? Da dove arrivi? Da casa, sono venuto in compagnia della... Da casa, di la verità. Da casa, veramente? No, da casa. Da quale mondo? Ecco che lei arriva a poco. Arrivo pure io. Oddio mio. Senti, Fabio, ma io sono fidanzata, quindi sono impegnata. Ormai... Lui è impegnata con lei, però ogni tanto viene anche con me. Grazie, ciao, grazie. Vieni, tieni. Allora, ritorno. È la pastiera, Gemma. Oddio, tagliala. Ha fatto l'uovo pure la pastiera. Tagliamo la pastiera. Sì, tagliamo la pastiera. Io la voglio provare un po'. Taglio la pastiera. L'applauso ci vuole, 1, 2, 3, vai! Viva la Pasqua! Buona Pasqua! Viva auguri! Viva! Deve essere buonissima! Gesù! Si era introppicato, mannaggia! La scarpetta da punta!
Sì, mi ero imballonato come Gemma, cosa hai preparato? Tu sei venuta di fretta. Ma noi faremo la cena di Pasqua. Ah, e stasera? Sì, cosa sì. ci sarà? Bisogna vedere quando torna a casa, dai. No. Sì. Ma Peppino è con noi, madonna, già faccio parlare. Io lo so quando vado a cenare da lei. Quando? Io so che cosa si prepara quando vado a cenare a casa di Gemma. Ah, come si brava. Ma tu sai cucinare, Peppino? Io so cucinare anche bene. Ah, sì? Anche bene. Lui è un... No, signori miei, la pastiera si mangia dopo. No, lei me l'ha solo me la porta a casa. Sì. Forse, me la No, me la porgiuta la mangiamo dopo tutta. Porgiuta. Senti, invece tu di fretta però hai pranzato, no? Sì, al volo. Cos'hai mangiato? Una cosa semplicissima, un po' di... Lasagna. Lasagna, proprio un pezzettino veloce. Ma perché? Giusto Cioè a dieta? No, assolutamente, perché ero irritando. Ero irritando. Valentine, invece tu? Eccomi. Io ho fatto un pranzo veloce. Ho mangiato la frittata di Pasqua con la sopressata. Pranzo veloce sono già. Recuperiamo stasera. Come mangiano quegli animaloni, no? No, ho mangiato la frittata di Pasqua Buona con la frittata di sopressata. Pasqua. La sopressata! Devo camminare così che se no il laccio non me lo dà. Ci vediamo dopo! Ma come sai ballare? E ora sto vivendo questo sogno mio, con sangue e lacrime lo manterrò, finché io più bisogno non avrò. Io ce lo farò, io ci riuscirò, questo è il sogno mio, lo realizzerò. Scusi, tornerò. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie. Prego, grazie, scusi, tornerò. Questo è il mio destino. Morire non in battaglia. Morire per colpa di una febbre. Why'd you grease the lightning? Grease lightning. Grease lightning. Grease lightning. I got chills, they're multiplying. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Non parla più. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Allora, volevo fare gli auguri di una serena Pasqua alla redazione di Ten, al direttore Attilio Sabato, stai zitto, a regista Luca Chito, alla bellissima Carmela Formoso, un bacio, e poi ai due cameraman che ci accompagnano sempre, Michele e Francesco, grazie veramente di cuore, buona Pasqua a tutti, andiamo da queste pazzi. Sai che ti volevo dire? Intanto posso dirti una cosa io? Dimmi. Allora, complimenti per la scenografia. Io faccio scenografie, quindi produco scenografie e devo farti complimenti per come è accogliente questo posto. E diciamo che è una cosa spontanea quella che sì, avevo già parlato.
è molto spontaneo, ma i quadri sono... Però lui è uno che è nel settore, quindi ti ringrazio. Ti mette gioia, ti mette questo... Grazie. Per chi non lo sapesse, lui è Claudio. Allora, voglio ricordarvi che questa grande artista, architetto che è fiorentina Giannotta, visitate il sito www, mi piaci tu, fiorentinagiannotta.com e quindi dimmi tutto. Tu, a proposito di pranzi, di mangiare, c'è un posto bellissimo in città, appunto. Ci ha invitato a tutti, mi pare, l'ha detto Di prima. lunedì sera però. Che sono chiusi. È il giorno di riposo, sì. Guarda che non mangio da oggi, cioè io oggi non mangio. No, tra l'altro domani Pasquetta siamo aperti pure, mangerò quindi da voglio ieri. dire, potete venire anche voi. Guarda che io faccio il nome tuo alla posta. Assolutamente. Inquadrami, dov'è la camera? Inquadrate. Una seria a Sì, Mister dai. Multimediale. Senti, Dimmi, Mister cara. Multimediale, che hai trovato nell'uovo di Pasqua? Allora, io non ho aperto un uovo di Pasqua, lo aprirò stasera, me lo hanno mi confezionato telefoni? e so che cosa c'è. C'è allora dimmelo. C'è un orologio, so perché... Però. Orologio. C'è un orologio perché mi hanno fatto una sorpresa, mi hanno detto, mia figlia mi ha... praticamente, so che ci sono gioiellerie che fanno tra l'altro uova di Pasqua con regali dentro e cose varie di commissione. Ti volevo dire una cosa, questo luogo magico, devo dire, che ti trova nel centro storico della nostra città, che dove tu dirigi sempre insieme ai tuoi fratelli. C'ho un fratello, signori miei. Ti saluto con grande apprezzo. Ragazze, vi dico che Bello? è un bravo ragazzo. No, devo dire. bravo, è bello. Ah, un bravo È ragazzo, molto bello. diciamo Mio che fratello è capito. molto bello. molto bello. Bello ed è bravo pure. È bravissimo. Non so, mi vedo un po' titubanti. Io voglio una foto. No, voglio... piacere trattare così, insomma. Ma a Pasqua, Pasquetta, oggi... Dunque, a Pasqua oggi stiamo ospitando un pranzo per i nostri ospiti e domani Pasquetta ci siamo pure, quindi se volete passare da lì domani Pasquetta, Sì, noi siamo perlomeno lì, facciamo un andiamo brindisi a fare insieme. l'uovo là. Certo. Facciamo un Domani brindisi. facciamo l'uovo! Domani fatemi una bella sorpresa che Facciamo l'uovo! mi fa Claudio, piacere. Pasquetta possiamo... Claudio, l'uovo alle paparelle ci sta bene. L'uovo di paparella. L'uovo di papera è grande almeno, no? Claudio, però scusa, ti prego, una parola per il tuo abito tovaglia, se me lo lasci dire. Faccio il defilé un attimo. beh. Un attimo. Mettimi un po' di musica, scusami. Una mise en place. È vero, è vero. Mancano i piatti. Wow, magnifico picnic. Ma sei proprio un ballerino. Posso dirti una cosa, con questa atmosfera francese poi a me mi ispira Peppino, se non ce la posso dire. Guarda che può prendere fuoco. Peppino mi ispira la ispira. Francia, attenzione che va a Francia adesso. Ma che meraviglia. Posso dire una cosa? Sì, È devi vero che dire. fa tanto le déjeuner sull'herbe. Sull'erba, oui, Ah? mais oui. Come ci ho saputo sto corso di francese mi dà Guarda un che tono. cos'è lei. Lui mi Déjeuner? ispira. Col paese, E mi ha detto. Le déjeuner Un petit sull'herbe. déjeuner sull'erba. Petit déjeuner. Ovviamente Gemma potrebbe essere uno splendido prato verde, di un verde siano. il bronzo addosso. È vero? Ti senti prato? Perché mi stavo vestendo di verde Vedi? e avrei fatto io il prato e lui la tovaglia, il picnic perfetto. Valentina. Mi piaci. Mi piaci. Mi piaci. Tanto, tanto. Sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci. Tu con lei o con lui? Mi piaci. Mi piace. Tanto. Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca. L'ho inventato io per poterti dire. Andiamo. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Senti Gemma, ma Siamo, l'uccello? vedete che Una gallina. siamo una stanchissimi. E una gallina ha fatto pure l'uovo. Proprio stanchi.
E Gemma, adesso la cacci per favore quella frittata che hai portato. Siamo fornite, prego. Quella frittata con la scupressata. No, l'hai portata? La frittata c'è un altro dolce. C'è un altro dolce. O la cara super. amica mia, c'è un altro dolce. Che ma dolce vedi c'è? che la corteggia, Mi sa che Respira piano. Io veramente volevo qualcosa di salato. è successa una cosa strana pure. L'uovo! Come piccolo! Uova, ma siete tutte ovate! Siamo variche. È Pasqua, quindi va. Ero giusto in ovulazione io. Infatti guarda, lo rimetto nel suo giusto posto. No. Le opinioniste cocodè. Ok. So fare anche coccodello. Vediamo. Perfetto, no, sono proprio veramente, sono brava. Tu? Sono brava, ragazzi. Vediamo, fai di nuovo. Ci ho fatto proprio di brava. Di nuovo. Brava. Bellissima. Secondo me Raffaella è proprio la donna gallo. È proprio gallo, è quindi lei. facci sentire di nuovo il dai, gallo. dai. Io sono un'esperta, infatti ora lo rifaccio e sono sempre felice di farlo. Brava! Prontissima per la corrida. Mario, dimmi, ma tu... Le casserole? Madonna, non ce la faccio come... Mi sbottono il toier un Come sei attimo, sexy. che fa caldo. Sexy. Tu hai studiato comunque, no? Beh sì, Tanto. io ho avuto l'onore di iniziare qua, ma soprattutto la mia insegnante tuttora è Carolee Smith, la famosa giudice di Ballando con le Stelle. Io ho iniziato da giovanissimo con lei, poi ho avuto altre esperienze fino agli ultimi periodi con i quali insieme alla mia compagna di vita e di danza. Ballerina pure lei? Assolutamente sì, siamo laureati vice campioni del mondo, 2 volte campioni italiani, insomma. Avete molte coppe? Sì, e medaglie, perché poi medaglie, sì. Comunque è una base di classico, no? Sì, una base di Perché classico bisogna sicuramente andare sulle è punte. Io sono andato una indispensabile. vita sulle punte. Io non sono riuscito. Avevi il tutuco, non valeva niente il tessuto e rimanevi in mutande. Io non ho avuto questa Avevo le fortuna. mutandine rosa! Pure. Ma tu, come, questo connubio, come vi siete incontrati? Noi ci conosciamo già da tempo perché ho presentato degli spettacoli dove Mario era ospite con le sue grandi performance insieme alla sua compagna. Ci siamo conosciuti così per caso, è nata una bella amicizia e quindi ci troviamo anche nel mondo del lavoro, sì, in giro per la Calabria. Impegno tuo, dopo Alarico, dico, state già lavorando? Dopo Alarico abbiamo in cantiere un paio di progetti dei quali non posso svelare, però si tratta sempre di realizzazioni... Lei, lo dico io. Il protagonista mi sembra che è un gallo, se non, no? Vero? Se non sbaglio no. No, abbiamo in cantiere un altro paio di musical che metteremo su pian piano, con tutto il nostro staff. Invece, guarda, dobbiamo fare... Tu sai che io danzo, ballo, recito, faccio di tutto di più, faccio scherzi. Poliedico nel senso cavalleristico, molto cavallerista. Però sai che un musical del genere, io lo vedo nel museo, tu che dici? Tu hai l'occhio lungo. Io prima di iniziare la trasmissione ho detto che volevo parlargli qualche minuto, quindi voglio dire non... Mi pare che mi pare che ci sarà un gallo sempre nel Sì, però deve... Uccidete questo gallo, sparatelo, datemi un'arma, sparate questo gallo. Il gallo che cantava tre Che però sto gallo non ce ne può più. È nuovo, l'abbiamo fatto. Facciamoci un musical Sei pronto? al museo multimediale, io ci sto. Va bene. Ma scusa, posso fare una domanda? Francesca, siediti, dopo mangi la pastiera.
Raffaele. Non lo so perché ti vedo Francesca, molto. No? Posso dire una cosa? Volevo chiedere al mio amico Renato Nuzzolo, ma secondo te possiamo fare l'elogio della Cuzzupa lì a Palazzo Salfi come evento mondiale multimediale? Io vorrei che ci fosse multimediale a Palazzo Salfi. il mio amico Peppino, è vero? E che le scenografie le curasse ovviamente Gemma, posso dirlo? E le cuggiure. Assolutamente a Palazzo Salfi volevano il gallo, mi pare che c'è. Io credo La Cuzzupa, la cuggiura e il cuculo. Ah, è un cuculo, non è cuculo. La Cuzzupa, tesoro. La Cuzzupa no! È un dolce? Gemma, E sgridalo. pure portano. Lo grido. Ah, a chi? A lui ha detto che Ho cos'è detto una sta cavolata, Cuzzupa? Vabbè. Perché questa abitudine Ma di pure io non parlare, sapevo. Secondo me Claudio, se non visto che non sa cos'è la Cuzzupa, se ne deve andare. Me ne vado. Io l'accompagno fuori. Visto che non sa cos'è la Perché c'è il Cuzzupa, fai famoso il gallo. Cuzzupa, non l'ha mai sentito? No. Ma domani dove siete? Da lui, tutti. Tutti a Palazzo Salfi. Ma domani sera siamo da lui. Sempre dalla casa. A mezzogiorno. Dove dobbiamo? A mezzogiorno proprio a casa sua. Madonna, un attimo di silenzio! Botti giù! Domani siamo sul prato. Domani a mezzogiorno cosa fate? Volate nel pollaio, aprite casa. Dopo aver fatto l'uovo facciamo la frittata e poi la portiamo domani sera da lui. A casa però. La mucca pazza balla, vedi come cena. Vibra. Trema, vibra molto questa. Vibra, vai, Se ci vibra. ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto E io la volpe, siamo in società di noi. Davvero il gatto e la volpe. Guarda. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. Chissà dove va la Micheli, la Simona Micheli. Simona è in un posto top secret che mi ha detto che non devo assolutamente dire a nessuno. È a casa sua, praticamente. A casa sua. Sì, sì. Simona, buona Pasqua amore, buona Pasqua. Ci manchi? Francesca, ma guardate la regina Elisabeth. Guarda, ma che seno che ha la regina Elisabeth. È rifatta Peppino. No, Peppi, dice no Peppi perché è stata da lui. Dotazione naturale. È nato un amore. Io la comunque. conosco da tempo ed è dotazione naturale. Grazie, Peppi, ti posso baciare? Mi devi È nato baciare, un aspetta. amore, ragazzi. Sì, Peppi vuole fatte le tette gratis di nuovo. Le vuole rifatte di nuovo perché Pazze sono rifatte. cadute. No, stanno su, stanno su. Ma è stupenda lei. Francesca, da quando tempo hai scelto di fare Artisti si nasce, no? Poi noi siamo nati in una terra bellissima, stupenda, però gli artisti con molta fatica, è vero? Ci vuole molto coraggio. Ma come dire, noi qua abbiamo un esempio che il sorriso e Dio ci aiuta, voglio dire, bisogna sempre ridere, poi prendersi, come saggiamente Raffaella fa spesso, molto poco sul serio. E poi lavorare tanto, lavorare, studiare tanto, come diceva lui, e soprattutto fare senza lamentarsi troppo. Io non amo il lamento tormento. Voglio fare i Voglio complimenti dire. sia a te che a Francesca, a Raffaella, a Francesca, cioè. Per Francesca. No, a Francesca perché voi fate parte, c'è questo posto che io adoro, questa location che è nel cuore della vecchia città, no? È un posto che c'è molto caro per ovvie ragioni. La prima è perché a noi ci lega un'amicizia ormai trentennale, noi siamo amiche da sempre, abbiamo fatto moltissime cose insieme, continuiamo a farle e spero le faremo sempre. C'è una profonda stima, un grande affetto, e l'altro pezzo che manca è Maria Rosa Buono, che Come salutiamo, e insieme a Tonio si godono questo Antonio momento. Lopez, Il dottore Lopez, ciao il dottore Tonio! Lopez che poi è un artista anche lui straordinario. straordinario. E loro hanno trovato un'altra formula straordinaria per divertirsi, oltre a tutto quello che fanno, che è la musica, e quindi il Cavern è un posto dove si può cantare insieme e bersi un bel bicchiere di vino, folleggiare piacevolmente senza essere
mal giudicati e poco giudicati. Io ho fatto una Essere se serata da stessi. loro, ero Raffaella Carrà. Che meraviglia, in un nostro spettacolo Sì, che si chiamava siamo Pronto qui. Raffaella, Pronto, che era molto belli. divertente. Già fatto. Non ti introppicare. Maracaibo, balla barracuda, Balla nuda. si male masci. E va alla pastiera lei. Non andare alla pastiera, vai al tuo posto. Distrattamente vai al tuo posto. Allora, Devo dire una cosa veloce, Sì. nella programmazione, che è una programmazione molto molto varia, il 12, l'11 maggio. ci sarà una serata curata da Gemma. Brava. Da Monica e da Gemma, sì, perché è una serata napoletana. Ah, bene. E quindi concilieremo, Ma allora sposeremo. l'ospite d'onore sarà Renato Nuzzolo. Dovete ricambiare, per non andate a mangiare da lui una volta. Senti, Ci sarò. parliamo un attimo. Abbiamo parlato molto, chiuderemo con te. Se no, devo chiudere per forza con te. Chiuderemo questa trasmissione con un altro video. Un passo a due. Un tipo di video come, scusa, mi vado a Claudio? cambiare, no? Gallesco. La cigna morta, la cigna sparata, la morta della cignalezza. Comunque complimenti per questi tuoi accompagnatori perché sono Grazie. veramente Non toccare i splendidi. piedini. Allora, come va? Come va il tutto lavoro? bene? Va bene? Sì, va tutto bene, abbiamo diverse attività, iniziative all'interno della gioielleria. Adesso ci prepariamo per l'evento Glamour che facciamo ogni anno dove presentiamo le nuove collezioni e tante sorprese. Bene, e tu me l'hai portata già una sorpresa qua. Oggi ho portato una bella sorpresa che è Mario. Perché io pensavo, no? Dico, vabbè, arrivano ballerini, ma ti ripeto, di solito i ballerini, ma arriva uno un po' così, tutto, no, io ho fatto così, me lo mandava a quel paese. Mi sono trovato questo bronzo di Riace. E allora non ho capito più niente, si è appassito il fiore pure. Questo è Pure l'uovo. l'uovo di Pasqua, da una parte sono cadute le piume, da una parte. Ma stai zitta! Ma poi tu lo devi vedere vestito in No, ti voglio vedere in pantalone. tema. Semmai magari dobbiamo vedere Con la nudo. conchiglia. Però ti voglio vedere senza conchiglia davanti. No, sapete, quando io facevo danza, scusatemi, quando io facevo danza usavo sempre le pandamaglie bianche, ma lo facevo apposta. Avevo, ce l'ho tuttora, un culo che non vi dico. Però davanti mi ero comprato una conchiglia enorme, quando entravo gli occhi tutti là, falsissimo! Claudio, devi fare con Mario una bella baciata. Con Mario Con Mario, una bella pensavo col baciata. sindaco, una baciata. Brava Valentina. Con Mario Chiuso facciamo la Baciata. baciata di Pasqua. Facciamo una baciata. Mettimi una baciata, baciamela adesso, metti. Vorrei ma non posso. Baciata, non è alle... No, è il... no. Non è proprio- Ecco la baciata. Eccola. Che momento. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Que eres fogata y dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea Da solo, vai con la musica! No, no, ti prego, ma sei un professionista! Vai, vai, vai! Dai! Puoi ballare con me che non la so ballare. Diez hombres, si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía, bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida, eres mía, 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 no te hagas raro que eso muy bien ya lo sabías, si tú te casas Francesca, vai a posto! Teresa, mi chiama Teresa.
Allora. Ma anche tu sei... No, raga, però voglio fare l'attrice. Abbattetelo! Ci sono ogni settimana. Senti, tu non lo sai. Anche Gemma è molto picchinic. Anch'io picchinic, sì. Però tu multimediale, non lo sai, mister multimediale, ma qua ogni settimana ci sono attori, attrici. Io cucino. È finita! Stop! Dammi la musica, maestro! Allora, vi auguriamo, grazie, buona Pasqua ai miei opinionisti, ai miei ospiti, grazie veramente di cuore. Noi ci vediamo alla prossima puntata, il programma va in onda ogni domenica, vi ricordo alle 15 e alle 21, seguiteci, buona Pasqua, felice Pasqua, ciao! Grazie,